Amiche e amici di Sport Più, buongiorno, ben ritrovati. Una colazione speciale questa mattina, una colazione con, come voi sapete, lo sport per noi è veicolo di tanti valori, tante iniziative, tanti racconti e uno di questi racconti questa mattina lo condivide con noi Sergio Santin. Buongiorno Sergio. Buongiorno a voi. Allora, Sergio Santin, chi sei? Beh, intanto abbiniamo Sergio Santin alla Bottega dei Talenti, un'associazione che svolge tante iniziative, che svolge, porta avanti un messaggio molto importante, che però voglio che sia tu a presentarla con le tue parole e ci fai anche un po' una storia di questa associazione, la Bottega dei Talenti. Certo. Allora, io sono sì presidente dell'Associazione La Bottega dei Talenti Caterina e Francesca PS, ma ciò che più mi onora, onora me e mia moglie, è essere stati scelti come genitori da Caterina e Francesca. Chi sono Caterina e Francesca? Noi amorevolmente le chiamiamo principesse. Sono due ragazze che oggi hanno 22 anni, sono gemelle. Diciamo che quando sono nate la vita ha alzato molto l'asta, ma con grande coraggio, con grande determinazione, non hanno odiato la vita, ma amano la vita in maniera inverosimile. E hanno deciso né di schivare l'ostacolo né di passare sotto, ma andare oltre. A 13 anni loro vivono ovviamente su una carrozzina, comunicano con gli occhi. A 13 anni ci comunicano la volontà di fare una scuola per imparare ad aiutare gli altri. Parliamo di due persone che hanno la loro vita nelle mani degli altri e comunicano con gli occhi. Ci siamo guardati io e mia moglie e in quegli occhi noi abbiamo sempre visto una gran luce. Quando sono nate, più che una diagnosi, sembrava una sentenza. Ma noi, da genitori, abbiamo visto quelle quattro luci accese che sono quei quattro occhi. Perciò le abbiamo ascoltate, ho detto, non so dove andremo, ma le ascoltiamo. Hanno fatto una scuola, si sono diplomate in operatori sociosanitari e immediatamente, appena finito le scuole, hanno espresso il desiderio di stare con i bambini. E con quale intento? Di portare il loro talento. È nata un'attività vera e propria con le scuole, in collaborazione con la FISM di Verona, Federazione Italiana Scuole Materne, e il tutto è nato all'interno del gruppo Calcedonia. Da lì poi si è allargato e oggi stiamo facendo tutte le scuole. E dall'attività di inclusione, praticamente il messaggio è questo: non importa di che ceto sociale sei, non importano le condizioni tue fisiche e non importa il colore della pelle, ognuno di noi ha dei talenti. La magia di Caterina e Francesca è stata questa e li dobbiamo mettere a disposizione degli altri. L'associazione, nata 2 anni fa, esprime ciò che Caterina e Francesca ci dicono con gli occhi. La frase clou dove noi ci ispiriamo è questa: sarai felice se renderai felice qualcuno. Perciò in un primo momento è nato un progetto all'interno, diciamo, delle scuole, poi è nato un progetto, diciamo, culturale, perché facciamo spettacoli per l'inclusione. Caterina e Francesca a Natale hanno danzato in Rai con lo Zecchino d'Oro, sulle note di Vivo per lei. Ovviamente facciamo parte della grande famiglia della sanità, del terzo settore e del sociale, nonché io gioco a tennis, mia moglie gioca a tennis, premesso quando possiamo, e anche Caterina e Francesca giocano a tennis, perché quando siamo sul divano si guarda Super Tennis e si fanno le schiacciate, si fanno le battute, si fanno i back, si fanno le palle corte, simuliamo il gioco, sorrisi inverosimili. Abbiamo fatto un'esperienza e lì mi collego allo sport, al tennis club di Novara, in gemellaggio col tennis club di Forte dei Marmi, perché a Novara, perché è praticamente il nostro tennis club. Forte dei Marmi perché andiamo in cura a fare delle terapie e quando usciamo dalle terapie andiamo a respirare aria buona. È nato un gemellaggio, abbiamo fatto un progetto, di quel progetto di inclusione all'interno del tennis ne è nata una scheda progetto, talmente come posso dire, una soddisfazione in tutta l'organizzazione, quello che è stato fatto, più di 200 persone in campo tra bambini e famiglie. La cosa più bella, anche altri ragazzi con difficoltà, che io chiamo ragazzi speciali e non disabili,
perché ognuno di noi di disabile non ha niente, è abilmente diverso, è diversamente abilmente e ha dei talenti. Da lì ci siamo catapultati perché c'è stato un successo agli internazionali Open di Roma, dove Caterina e Francesca sono state madrine del mini tennis, nonché sabato scorso è nata, diciamo, una grande collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel, molto sensibili, molto aperti, ed in comune abbiamo condiviso che quando lo sport unisce vince, e ci hanno voluto assieme alla Coppa Davis, perciò tutta la squadra, nonché Yannick Sinner. Sabato sera eravamo con noi e abbiamo portato un grande messaggio. Ognuno di noi ha dei talenti. Il talento è un dono e come tale deve essere a sua volta messo a disposizione degli altri. Abbiamo detto, se voi tutti avete vinto in campo con il talento, noi abbiamo vinto fuori campo con i nostri talenti, cioè Caterina e Francesca. Facciamo in modo che il mondo sia a tutto campo. Ti dirò che è stato emozionante in una maniera incredibile. Tutti i campioni, Sinner compreso, ha abbracciato il progetto di Caterina e Francesca. Praticamente è nato come progetto Lo Sport Include, gioca con Caterina e Francesca nel tennis, ma ovviamente ci stiamo allargando a altri sport, e la Federazione Italiana Tennis e Padel si è fatta portavoce della bellezza dell'inclusione. Sergio, allora, hai detto tante cose bellissime, e tanto io ti ringrazio per averle Ci condivise mancherebbe. perché, sai, tu hai detto tutte le cose giustissime, no? L'inclusione, lo sport che unisce i talenti, però non sempre questo messaggio, e tu penso sia d'accordo, trova il canale giusto per essere trasmesso. Io non dico che noi siamo un canale giusto per trasmetterlo, però nel nostro piccolo cerchiamo anche noi di fare un po' da cassa di risonanza. Certo, Adesso però qualche domanda te la devo fare, ovviamente, perché certo. il progetto nasce per questo desiderio delle tue principesse. Immagino, perché purtroppo la società non è ancora probabilmente pronta a 360 gradi, che tu avrai trovato anche qualche muro da scavalcare, qualche muro da abbattere. Ecco, direi di più muro da abbattere. Ed è questo Certo. che volevo capire. Le difficoltà per entrare nella comunità sono più barriere mentali o barriere architettoniche? Perché ci sono queste due grosse differenze. Allora, ciò che noi abbiamo provato sulla pelle e che immediatamente abbiamo risolto, la gente non si avvicina a questa cosa perché ha paura, ma ha paura perché non conosce. Al momento che conosce, hanno una rinascita. Noi come famiglia siamo rinati. Di fronte a te oggi hai un ventenne con 36 anni di esperienza. Io ho due nascite, una del 68 e una del 2002, perché sono rinato. Perché queste esperienze non ti fanno vedere solo la facciata, ti fanno vedere tutto il cubo, vedi 6 facce, ma soprattutto ti portano all'essenziale. Si pensa, quando si parla inclusione, si pensa inclusione e disabilità non hanno dotato. Non è così. L'inclusione nasce nella famiglia e in questa società manca l'inclusione. Non ci sono figli che parlano con i genitori o poco, perché purtroppo i social e tutto un sistema ci porta a, diciamo, a disperderci, o addirittura famiglie che non comunicano. E questo è l'origine della violenza, di ciò che sta succedendo nella società. Le cose estreme, il bullismo, i femminicidi, tutte quelle cose purtroppo frutto del superfluo, prendono spunto da questo perché manca l'inclusione. Noi tra l'altro facciamo parte di un progetto diciamo voluto dalla Presidenza dei Ministri, Turismo Sociale e Inclusivo, e abbiamo fatto parecchie attività. Ovviamente il progetto è stato recepito dalla Regione Veneto e noi ovviamente di Verona siamo in squadra con l'US 9, di cui Esatto. ringrazio la dottoressa e il direttore generale, la Patrizia Begnini, e il responsabile per la disabilità, il dottor Maurizio Facincani. Ogni qualvolta che facciamo un evento, la richiesta è immediata. Quando fate l'altro? Ed è oggettivo che chi ha toccato con mano e chi conosce Caterina e Francesca hanno 22 anni,
perciò hanno fatto il loro percorso, abbiamo fatto una scelta in famiglia che vivessero con noi, non nell'istituto Certo. o non chissà dove. Non è una fatalità che ragazzi e ragazze che hanno vissuto il percorso con Caterina e Francesca oggi siano dei diamanti in famiglia, persone rispettose nella vita e a disposizione della società e con i migliori voti dell'università. Cosa significa? La vicinanza a Caterina e Francesca ha dato modo di dare coscienza alla conoscenza su come vivere. Questo è un progetto fantastico, tra l'altro questo progetto adesso andrà in collaborazione con l'Università di Verona, perciò abbiamo intrapreso, siamo partiti dai bambini perché lì è il terreno dove puoi mettere il seme per il domani migliore. Con il provveditore degli studi di Verona, che ringrazio, stiamo distribuendo il progetto a tutti gli ordini e gradi scolastici e un progetto con l'università. Io dico il bene fa bene, va divulgato senza alcuna barriera e poi abbiamo capito una cosa da Caterina e Francesca, dove il cuore agisce, la mente capirà. Io ti ascolto affascinato e scusami se dico una cosa che forse va un po' contro, perché non dici cose straordinarie, dici la normalità, che è quella che dicevi tu, che manca in questa società, quindi tagliare il superfluo per poi arrivare al concreto. Certo, Questa vostra associazione sta facendo veramente una cosa importante. Lo sport, lo dicevo prima, è un veicolo di forte impatto sociale e io direi che è giusto montare sul carro dello sport, o meglio, lo sport può montare anche sul vostro carro, c'è questo interscambio per arrivare anche in situazioni dove magari normalmente fatichi ad arrivare. L'esempio della Coppa Davis dell'Italia, della nazionale, Sinner, Berrettini, eccetera, nell'esempio. certo. Allora la Coppa Davis a tutti gli effetti ti mostra una squadra. La famiglia è una squadra. E il fatto di mettere insieme più risorse, cioè io dico la bellezza della diversità, partiamo da un presupposto, siamo tutti diversi. Caterina e Francesca hanno fatto un percorso, sono partiti da una gravissima disabilità, al diversamente abile, all'abilmente diverse, ai talenti. Oggi sta succedendo questo alle persone che conoscono Caterina e Francesca e qua ti ringrazio di cuore perché anche voi state divulgando questo. Sta succedendo, la gente va all'essenziale, cioè abbiamo il bambino di 3 anni all'asilo che torna a casa dai genitori e dice spegniamo la TV perché dobbiamo parlare dei talenti, perché io ho 2 amiche che camminano con le ruote, sorridono sempre e per me il gelato non è il più essenziale, non cambia nulla. Bambino di 3 anni, dunque pensa il seme che è entrato. E la potenza del messaggio poi E la potenza del messaggio. dei bambini, perché come dicevi prima tu, è lì il terreno dove seminare. Allora, Noi ormai siamo un po', abbiamo degli vero? stereotipi, però i bambini possono farci di cambiare. Ma infatti i bambini hanno cambiato le famiglie si sono parlate in paese, dopo che facciamo l'incontro nella scuola, è già successo in tanti comuni, una riunione, un'assemblea in sala civica, assemblee piene di persone, di famiglie che vogliono conoscere questa realtà. È il cambiamento, la gente non ha bisogno di guerre, non abbiamo bisogno di virus, non abbiamo bisogno di brutte notizie, abbiamo bisogno di vita e qui c'è la vita e c'è l'essenziale. Ti dicevo prima, il bambino di 3 anni che fa questa riflessione, i genitori che chiamano a scuola, ma è successo un miracolo che noi non ci siamo mai riusciti. Mio figlio parla di talenti, non vuole accendere la televisione, dobbiamo parlare dei talenti, quello mio, quello della mamma, quello del mio figlio, è una cosa magnifica. E andiamo al signore di 90 anni che conosce Caterina e Francesca e ci dice, ho ancora molti sogni da vivere. Penso che questi messaggi qua ti fanno capire che il gioco di squadra poi si arriva al gol e È questo è vero. il gol che state facendo voi, i gol che state facendo voi. E io prima quando ti ho chiamato e ti ringrazio pubblicamente per la disponibilità immediata per fare questa intervista, Ci mancherebbe. la prima cosa che ho fatto era la curiosità di conoscerti. Adesso è una cosa che mi è venuta in questo momento, beh, io ti dico, se ti fa piacere, noi come Sport di Più ci mettiamo a disposizione.
è un giornale che nasce con l'idea di promuovere queste cose e noi, se ti va, noi siamo disponibili per fare quello che può essere la comunicazione, per dare una mano a diffondere questo messaggio e penso che possa fare piacere anche a te per creare una squadra allargata, perché ci sono tante realtà che potrebbero e che possono e che vogliono conoscervi e quindi ci mettiamo Certo. a disposizione. Tantissime persone che si avvicinano, diciamo, alla nostra esperienza di vita ci dicono cosa mi sono perso quando mai non vi ho conosciuti prima. Me lo immagino, me lo immagino. Perciò adesso a nome di Caterina e Francesca dico a voi, mettete il vostro talento a disposizione degli altri, divulgate la bellezza, perché noi non parliamo di disabilità, parliamo di bellezza e parliamo di talenti come ognuno di noi è. Caterina e Francesca ci hanno insegnato una cosa ed è successo addirittura qua nel nostro territorio. Loro conoscono la somma e la moltiplicazione, non conoscono la divisione e la sottrazione. Dove vanno uniscono, dove vanno fanno squadra. E questo è lo spirito. Infatti, oltre alla prima frase della nostra associazione, dettata da loro, sarai felice se renderai felice qualcuno, e già su questa frase il mondo può cambiare. Assolutamente. Okay? L'altra è assieme si vince. Perciò benvenuti in squadra. Allora, io ti ringrazio a nome di tutti della redazione di Sport di Più, ma anche a nome di tutti i nostri lettori. Sergio, grazie. Grazie per questa bella chiacchierata. È l'inizio di un percorso, di una partita che giocheremo insieme e una cosa che mi permetto di dire, non è che siamo esseri diversi sia una cosa negativa, anzi il bello della società è che tutti siamo diversi, che ognuno ha un qualcosa di differente dall'altro da mettere in gioco e io penso che queste differenze possono essere la chiave vincente per vincere tante partite. Guarda, io faccio un esempio molto pratico per farmi capire la bellezza della diversità. Tu immagina un'orchestra sinfonica fatta da tutti i componenti che hanno lo stesso strumento e fanno la stessa nota. Sai cos'è? Un clacson. Se invece ognuno il suo talento, il suo strumento e le sue note, nasce una sinfonia. E allora, Sergio, insieme per una bella sinfonia, grazie a te per essere stato qui. La bottega dei talenti, da oggi, te lo dico, il vostro logo sarà sul nostro sito e sarete al nostro fianco e questo ci fa veramente molto molto piacere. Grazie ancora. Io ringrazio di cuore tutti voi, chiunque ci vuole seguire sul nostro sito www.bottegadeitalenti.it e troverete dove poter rinascere. Grazie Sergio e a presto allora. Buon Un lavoro. abbraccio, un abbraccio.